Nostro malgrado ci dobbiamo adeguare a questo. Siamo un po' più preparati, nel senso che ora la didattica a distanza, anche i docenti sanno come gestirla. Scatta da oggi la didattica a distanza per gli studenti delle scuole superiori, ma se gli istituti con non poche difficoltà si sono attrezzati, PC e collegamenti internet a casa non sono scontati per tutti i 210.000 alunni veneti. Si chiama Digital Divide e rischia di lasciare indietro migliaia di ragazzi che per svariate ragioni non sono in grado di seguire le lezioni online come i compagni. Noi come regione siamo intervenuti per l'acquisto di PC e quindi di supporti utili alla didattica a distanza per le famiglie numerose. Siamo intervenuti e ancora residuano delle risorse perché non tutte le famiglie numerose hanno ricevuto l'informazione, quindi mi aiuta anche questa vostra trasmissione. C'è poi l'offerta di Confindustria Giovani che sta donando i computer portatili usati agli studenti che ne hanno necessità e con la regione si sta procedendo alla distribuzione. Sono comunque ancora previste delle attività in presenza. Rimarranno validi la possibilità di fare laboratorio, soprattutto parlo delle scuole della formazione professionale, degli istituti professionali, perché è chiaro che una scuola della formazione professionale ha nella sua missione quello di fare molte attività pratiche e laboratoriali e queste solo parzialmente si possono fare con una didattica a distanza perché sono la parte teorica, poi si deve andare e quello quindi viene salvaguardato.